con il sindaco Francesco Sibiero e il vice sindaco Alberto Fioravanti per parlare degli interventi economici che il Comune di Taglio di Po sta facendo a sostegno delle aziende e non solo. Com'è la situazione, sindaco? Allora, per il momento siamo concentrati principalmente su due filoni. Uno riguarda la Tari e l'altro riguarda l'occupazione del suolo pubblico, e quindi due tassazioni municipali, diciamo, che riguardavano tutte le attività, che riguardano quasi tutte le attività che in questi mesi di emergenza coronavirus hanno avuto particolari problematiche. L'abbiamo fatto basandoci insomma sia su elementi forniti fortunatamente al legislatore, anche se col contagocce, e anche sul fatto su uno studio approfondito di quella che era la nostra realtà, in modo da agire in maniera più diretta e specifica. Ecco, parliamo di Tari. Sappiamo che la prima rata che scadeva ad aprile l'avete fatta slittare al 31/7 e la prossima ancora al 31/8. 31/7, Fioravanti, la prima rata cosa succederà? Allora, diciamo che purtroppo non succede niente, nel senso che è previsto di pagare la prima rata. Chiaramente c'è la questione importante di quelle aziende che sono rimaste chiuse per 2 mesi e forse qualcosina di più, e che quindi giustamente lamentano il fatto che non hanno prodotto rifiuti. Allora, è chiaro che fin da subito e a livello nazionale si è deciso che queste aziende hanno diritto a uno sgravio rispetto alla tariffa che è arrivata a casa. Il problema che abbiamo sempre avuto e che noi stiamo risolvendo in un certo modo era quello di come fare per. Allora, abbiamo trovato un po' credo che abbiamo un po' trovato la quadra in questo, però purtroppo in questo momento la rata di luglio andrà pagata da tutti, la rata successiva, la seconda, andrà pagata da tutti, e stiamo facendo in modo che l'ultima rata non venga pagata dalle aziende, che sarà quella che verrà a ottobre, non venga pagata interamente dalle aziende che hanno avuto il problema della chiusura. Questo l'avete comunicato già alle aziende o siete in fase di comunicazione? Allora, siamo in fase di comunicazione perché diciamo che ci stiamo muovendo in una maniera un po' diversa da quella in cui si stanno muovendo altri comuni. Provo a spiegarmi meglio. Sì. Allora, è chiaro che ci sono alcune direttive su come muoversi, che sono alcune direttive nazionali, diciamo così. Abbiamo pensato che per noi la cosa più semplice, e anche per le aziende la cosa più semplice, era quella di individuare ognuna le aziende che hanno avuto questo problema e esentarle direttamente noi. Dico questo perché altri comuni hanno scelto una strada un po' diversa. La strada un po' diversa che hanno scelto è quella del bando. Tu, azienda, sei rimasta chiusa? Benissimo, ti scarichi dal sito del comune il modulo, dici io tal dei tali, azienda tal dei tali, sono rimasto chiuso, chiedo di avere diritto a, e quindi fanno il modulo, una sorta di bando, queste cose qui. E noi abbiamo deciso che non succede questo. Le ditte le conosciamo già, abbiamo già chiaramente tutti i file con chi è, che cosa paga e che tipo di attività fa, e quindi abbiamo lavorato su questo file per individuarle, e quindi diciamo così faremo in modo che a monte quella bolletta non arrivi. Ecco, appunto i comuni vicini, Portoviro, Adria e Rovigo, qualcuno contesta il fatto che si sono comportati diversamente. Con questa spiegazione ci dice appunto che forse è meglio questo sistema che avete adottato voi. Allora, non so se è meglio questo sistema. Il ragionamento che facciamo noi è normalmente c'è bisogno di fare meno carte possibili. La banca dati noi ce l'abbiamo e cerchiamo di usarla senza far muovere nessuno, Chiaro che, e questo deve essere sicuro sia in un metodo che nell'altro, c'è il rischio che qualcuno si lamenti che è rimasto fuori, c'è qualcuno che non sapeva o cose del genere. Cercheremo di provvedere al meglio, perché comunque si rischia, le attività sono tante e tutto, quindi si rischia di fare, qualche errore. Pensiamo che in questo modo di agevolare il più possibile le aziende senza farle muovere né una carta né una mail. Detto questo, vorrei aggiungere un'altra cosa.
L'obiettivo che ci siamo posti è quello di andare un po' oltre da un punto di vista economico. E la cosa è un po' delicata, nel senso che è un po' particolare, nel senso che la bolletta, così come noi la vediamo nella cifra complessiva, è composta da due voci, parte fissa e parte variabile. La parte variabile per le famiglie, tanto per fare la cosa un po' più chiara, è legata a metri quadri e numero di componenti. Ma la bolletta non è legata solo a questo, è legata anche a delle spese fisse che ci sono. Cosa sono le spese fisse? Lo spazzamento delle strade, i costi dell'ecocentro, i costi della rimozione di tutti quei rifiuti che magari vengono buttati sull'argine, tutti quei costi che sono indifferenti da quanti sia in famiglia o dalla produzione puntuale dei rifiuti. Il legislatore, diciamo così, consigliava di fare una riduzione sul 25% della tassa variabile, della parte variabile, quindi un 25% del tutto, tanto per capirsi. E se non ho capito male, gli altri comuni si stanno muovendo in questo, così, seguendo questo filone. Noi abbiamo deciso di fare il 20% del complessivo. Perché abbiamo deciso di fare il 20% del complessivo? Perché guarda caso è l'ultima rata, quindi permette di non mandare, in realtà non è che non manderemo un bollettino comunque a casa delle aziende dicendo tu non devi pagare niente, in modo che sia chiaro e nessuno ha dei dubbi, però in questo modo evitiamo, primo, di emettere dei bollettini di conguaglio con paghi questo invece di questo, tutte queste cose qui. Non verrà mandato l'ultimo perché ricordo le tre rate di quest'anno sono una il 40%, una il 40% e l'altra il 20%, quindi l'ultima è il 20%, quindi abbiamo deciso esoneriamo dal 20% complessivo l'ultima rata. Chiudo, se non hai altre domande, dicendo che, tanto per dare dei numeri, stiamo parlando di più di 100 aziende coinvolte a taglio di Po da questa situazione, stiamo parlando che col 25% sulla parte variabile, così come ci veniva consigliato, il comune spenderebbe circa 15.000 euro, dedicherebbe a questa cosa circa 15.000 euro, passando al 20% ne dedichiamo 25.000. Quindi, voglio dire, cambia qualcosa, però pensiamo che tutto questo ci permetta a tutti di stare più tranquilli e di avere meno burocrazia possibile. Ahimè, sarebbe stata una cosa da fare sulla prima rata, ma voleva dire emettere nuovi bollettini, mandare a casa della gente bollettini diversi con rischi di confusione, oltre che spese non indifferenti, perché comunque bisogna agire, bisogna far lavorare la gente, quindi sarebbe stato un aggravio di costi in più. Sì. Ecco, la cosa, Sindaco, invece? Sulla cosa più o meno il modello sarà come quello della Tari, quindi individuando i codici Ateco delle singole aziende coinvolte, che hanno subito insomma lo stop a causa dell'emergenza coronavirus, e quindi agire sui singoli codici Ateco, individuare quali sono le categorie di aziende che hanno avuto appunto questo stop, e da lì invece di mandarli a casa il bollettino, o gli si manda a casa un bollettino in cui viene indicato che vi è l'esenzione, oppure che si paga il 50%. L'idea per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico è abbattere il 50% della spesa complessiva, insomma, ecco, sia per quanto riguarda i mercati che anche per quanto riguarda le altre attività come ad esempio la ristorazione e i bar. Dopo però c'è da fare un ulteriore passaggio, che ad esempio ristorazione e bar usufruiscono già di un 50% di sconto da parte dello Stato, quindi andremo a un 50 più 50, mentre per altre attività si applicherà solo il 50, poi lì dipende perché si va ad assommare la normativa nazionale con i provvedimenti che faremo noi. Quindi anche lì parliamo comunque di un'operazione il cui complessivo si aggirerà intorno ai 7-8 mila euro. Ovviamente non saranno ricomprese in questa categoria sia le attività che non hanno subito lo stop del lockdown, sia anche le altre attività come i passi carrai e quant'altro, che riguardano sempre l'occupazione del suolo pubblico, però ovviamente nulla hanno a che fare con i provvedimenti in essere. Quindi anche qua un provvedimento che mira ad individuare direttamente la ditta, difatti il procedimento sarà uguale, quindi arriveranno già a casa. L'unica differenza rispetto alla Tari è che ad esempio i bollettini li abbiamo ancora inviati per la cosa, perché anche qua li abbiamo prorogata fino al 31 luglio. Noi ne studiamo a questo punto ovviamente un'ulteriore proroga, perché non possiamo mandare i bollettini a casa della gente che sono il 27-28 luglio chiedendo il pagamento del 31, questo è abbastanza chiaro.
e quindi ci prenderemo quel po' di tempo per riuscire a inviare tutto a casa il materiale, sia gli esoneri sia il quantum, insomma, devono pagare le persone. E anche qua si mira ovviamente a snellire al massimo burocrazia e quindi fare tutto noi il percorso come pubblica amministrazione. L'unica cosa che ovviamente si chiede sia cosa perché tali, probabilmente quando pubblicheremo i provvedimenti saranno scritti i codici Ateco e tutto, la cortesia, tra virgolette, non tanto velata, è anche dire alle aziende che si confrontino, guardino il materiale e rilevino se per caso sono state o delle dimenticanze o dei semplici errori, perché è vero che noi abbiamo le banche dati, è vero che possiamo levare a tutto, però magari può essere un codice Ateco che non è stato considerato per una serie di motivi, quindi sarebbe anche una cosa, insomma, per darci una mano tutti quanti insieme, che anche le aziende valutassero se il loro codice Ateco è presente nelle liste che compileremo, sia per quanto riguarda la Tari sia per quanto riguarda la cosa. Ecco, ultima domanda, la volta scorsa che in un'altra intervista ci diceva che entro il 31 luglio sarebbero arrivati i buoni spesa. Sono arrivati? Non è ancora arrivato nulla, almeno dal governo, però fortunatamente ci è arrivato un aiuto da parte della fondazione che ci ha elargito un contributo di 34.000 euro che abbiamo suddiviso in 3 tipologie di interventi. Uno, un intervento per gli inserimenti lavorativi, anche se non è corretto, nel senso impieghi come erano a volte i voucher o i progetti di lavoro qua col Comune di Po. Una parte verrà dedicata al rimborso di affitti o bollette che gli utenti, insomma, per chi sarà in difficoltà a pagare, e una parte, circa 10.000 euro, verranno utilizzati in buoni spesa sempre per le persone, insomma, che sono in difficoltà, per le persone, per le famiglie in difficoltà. Ecco, per ottenere questi contributi bisogna fare domanda dove? Adesso Cariparo ci ha appena approvato, la fondazione ci ha appena approvato il bando, quindi stiamo predisponendo un po' tutto, dopo metteremo fuori gli avvisi in modo da informare la cittadinanza e poi ci sarà da rivolgersi all'ufficio servizi sociali, ovviamente, che istruirà tutte le pratiche. Perfetto, vi ringraziamo e buon lavoro. Grazie a te e grazie a voi, insomma.